Non è per nulla stupito il presidente del Coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni, il dietrofront del governo che con un emendamento ha di fatto annullato quanto votato in Senato nel milleproroghe, cioè lo slittamento di un anno per l'allontanamento da scuola dei bambini non vaccinati, non è stato un fulmine a ciel sereno. Realmente noi ci aspettavamo questa cosa, specialmente dopo la dichiarazione del ministro attuale della Sanità, ci aspettavamo che il Movimento 5 Stelle si comportasse così. Un presentimento che alla fine si è tramutato in una realtà che ad ogni buon conto pare non abbia trovato impreparate le famiglie a favore della libertà vaccinale. Abbiamo detto loro di pensare alle alternative più classiche, babysitter, nonni, associazioni dedicate all'assistenza dei più piccini, spiega Donolato, che però aggiunge: Speravano, purtroppo in Italia si spera spesso, è grave questo, speravano nelle promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il Movimento 5 Stelle ha tirato bidonate. Severo l'attacco al Movimento 5 Stelle, nei confronti del quale la fiducia di Corvelva vacilla anche in vista del deposito delle firme, 75.000 quelle raccolte in pochissimi mesi a sostegno di un progetto di legge di iniziativa popolare a sostegno della libertà vaccinale per l'abrogazione della legge Lorenzin. Dobbiamo consegnarle, sarà questione verso fine mese che andiamo a consegnarle agli uffici preposti e poi sicuramente in base a quello che aveva promesso sempre i 5 Stelle, che qualunque legge di iniziativa popolare verrà discussa, penso che sarà uno sforzo che abbiamo fatto per nulla e farà la stessa fine delle altre leggi di iniziativa popolare che non sono mai stati presi in considerazione. Beh, ringraziamo sempre i 5 Stelle.